Inaugurazione in grande stile, quella della nuova sede dell'associazione I Pacifici di Udine. Ieri pomeriggio in Borgo Stazione, in via della Rosta, nei locali dell'ex supermercato, dove sorge oggi la terza moschea della città. La comunità bengalese e il suo presidente Saadat Hussein hanno voluto che ci fossero tutti, i cittadini, i residenti di Borgo Stazione, le istituzioni, la Chiesa Cattolica con cui l'associazione intende instaurare un dialogo sincero e fraterno. Per il taglio del nastro di questa sede più ampia e accogliente di quella precedente sono venuti così, in rappresentanza dell'amministrazione comunale, l'assessore Giulia Manzan e in rappresentanza dell'arcivescovo il diacono Marco Soranzo. Saadat Hussein naturalmente è stato il protagonista del pomeriggio. Bravi. Dopo il taglio del nastro è cominciata la cerimonia vera e propria negli spazi della sala di preghiera ampia ben 600 metri quadri. E qui hanno preso la parola l'assessore, il diacono Soranzo e tanti altri esponenti della società civile, a partire dal parroco Don Giancarlo Brianti, dal presidente di Time for Africa Umberto Marin, dalla presidente del club UNESCO di Udine Renata Capria d'Aronco, al consigliere comunale Enzo Martinez, al rappresentante dell'alta comunità islamica della città Burawi Slatni, e in più è stata molto gradita la canzone cantata dai ragazzi africani della comunità e i passi del Corano letti dalle due figlie di Saadat Hussein. Alla cerimonia come presentatore c'era una personalità d'eccezione come Rocco Burtone. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Allora, porto i saluti del sindaco di Udine, l'onorevole Pietro Fontanini, di tutta l'amministrazione comunale, per questa importante occasione, un'occasione importante per due motivi direi. Allora, innanzitutto per il presidente e l'associazione I Pacifici di Udine, perché finalmente hanno una sede, un luogo dove poter continuare le proprie attività che questa associazione porta avanti fra l'altro da diversi anni e anche può diventare un punto di riferimento importante. In questo momento molto importante che rafforzerà l'amicizia tra noi tutti. Eccola Samira, giovanissima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Buon pomeriggio e benvenuti a tutti. Io sono Samira, figlia maggiore del portavoce di questo centro culturale. Sono orgogliosa di essere figlia di una persona che ha lavorato fino all'ultimo per creare questo luogo che personalmente considero come casa. Oggi sono qui per intrattenervi con un paio di versetti del Corano che appartengono ad una delle più affascinanti sura del nostro libro sacro. Porto il saluto a nome dell'arcivescovo di Udine, Monsignor Andrea Bruno Mazzoccato.
Grazie alle associazioni pacifici perché hanno aperto questo splendido luogo di preghiera e di incontro. Signori, io sono Sadia Hossain, sono la seconda figlia di Shadat Hossain e oggi sono qui per dirvi un capitolo del Corano. Grazie dell'invito che avete fatto alla parrocchia del Carmine, che qui è rappresentata da alcune persone, e voglio dire questo: riprendiamo un po' il cammino che abbiamo interrotto a causa della pandemia. Benvenuti, ringrazio tutti i nostri fratelli che mi hanno dato questa opportunità. La signorina ha citato un versetto nel Corano in cui si dice Ya ayyuhan nas, perché i richiami nel Corano ci sono tre tipi. Voglio abbracciarvi affettuosamente, è molto importante che questa iniziativa sia cresciuta in questo modo, in questo posto. È molto importante per la città, è un bellissimo segnale di grande collaborazione a tutti i livelli e quindi io non posso che essere felice di essere qui con voi, conoscendo da molto tempo questo quartiere. Bravi a tutti. E il momento culminante della cerimonia è stato senz'altro l'intervento del presidente Shadat, un uomo coraggioso che ha saputo sfidare tempi difficili. Buonasera a tutti, benvenuti, sono onorato, contento, siete voi. Non ho nessuna parola che posso condensare e siete qui. E dopo le toccanti parole del presidente Shadat Hossain, orgoglioso di questa serata, è cominciata la festa vera e propria e la tavola era imbandita davvero a volontà. C'erano specialità di tutte le provenienze, asiatiche, medio orientali, algerine, tunisine. C'era da mangiare per tutti e anche di più. Naturalmente poi c'era una grande torta con una bella scritta Centro Culturale dei Pacifici di Udine, la cui prima fetta è stata naturalmente tagliata dall'assessore Manzan. Pronti? Evviva! Buone cose! Un momento di aggregazione interculturale che fa senz'altro bene a un quartiere difficile come Borgo Stazione, di cui il Centro dei Pacifici di Udine, la moschea di Borgo Stazione, vuole essere un presidio di sicurezza, di fratellanza, di comunione. E questo è lo spirito con cui i Pacifici di Udine porteranno avanti la loro attività nella nuova sede, aperta al pubblico, come sottolinea il Presidente.